Video 3. Minori stranieri non accompagnati. Se hai meno di 18 anni, in Italia sei minore o minorenne. Se sei minore e viaggi da solo, o sei partito con i tuoi genitori ma poi vi hanno separato, sei un minore non accompagnato. In questura devi dire alla polizia che sei minore. Se hai parenti in Italia o in un paese dell'Europa, devi dirlo alla polizia perché è possibile chiamare i tuoi familiari, capire dove vivono e se puoi vivere con loro. La questura chiama il tribunale e il giudice per comunicare che sei arrivato in Italia da solo. Il giudice è una persona che lavora in tribunale per proteggere i tuoi diritti. Se sei minore non accompagnato, un giudice decide per te. Ad esempio, decide chi è il tuo tutore. Il giudice, per legge, deve scegliere subito il tuo tutore, ma possono passare mesi prima che il giudice scelga. Il tutore è una persona adulta responsabile per te. Responsabile per te significa che in assenza dei tuoi genitori, il tutore deve firmare tutti i tuoi documenti. Il tutore, dopo averti ascoltato, può presentare la richiesta di asilo per te. Il tutore non vive con te, ma puoi chiamarlo per andare insieme in questura e per chiedere informazioni sui tuoi documenti. La questura comunica al giudice, al tutore e al tribunale in quale SPRAR vai a vivere. Se sei minore e chiedi asilo, hai diritto ad entrare nel sistema di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo, nello SPRAR. Se nello SPRAR non c'è posto, vai in un centro temporaneo fino a quando è possibile accoglierti nello SPRAR. Per legge non puoi rimanere nel centro di accoglienza temporaneo più di 60 giorni. In questo centro hai la possibilità di parlare con una persona che vuole sapere come stai, perché hai lasciato il tuo paese, cosa vuoi fare in Italia. Se non capisci la sua lingua, puoi chiedere la presenza di un mediatore che traduce per te. Se la polizia, il giudice o il tuo tutore non credono alla tua età, possono chiederti di fare una visita medica. Prima devono spiegarti che tipo di visita devi fare e perché devi farla. La visita medica serve a capire la tua vera età. Se il medico dice che sei adulto, vai nel CARA. Hai il diritto di fare ricorso contro questa decisione e per farlo hai bisogno di un avvocato. Hai il diritto di telefonare alla tua famiglia. Se non conosci il numero di telefono, non preoccuparti. Nello SPRAR ti aiutano a trovarlo. Come minore hai diritto all'istruzione e l'obbligo di andare a scuola.